Il nuovo mezzo è già entrato in funzione poco dopo essere stato consegnato al gruppo di protezione civile di Quarto d'Altino, a margine dell'inaugurazione del nuovo piazzale Norma Cossetto nell'ambito della riqualificazione dell'area di via Marconi. È costato circa 48.000 euro. Il suo acquisto è stato possibile grazie a un contributo regionale che ha coperto circa l'80% della spesa. È necessario avere sicuramente la forza delle braccia, ma è necessario avere anche la competenza. Abbiamo investito molto in formazione e anche in attrezzature. Ecco, questo il mezzo che sta alle mie spalle è un esempio di un veicolo che può essere utilizzato per vari scopi e che consente di essere ancora più efficaci ai volontari di Quarto d'Altino. Nel recente passato i volontari di Quarto d'Altino sono intervenuti in situazioni di emergenza anche fuori regione. In Veneto sono attivi oltre 20.000 volontari e 516 organizzazioni di protezione civile. Il Veneto ha il più alta percentuale pro capite di volontari, siamo di questo orgogliosi, ma altrettanto noi dobbiamo fare sicuramente qualcosa per metterli in condizione di fare quello che loro con tanto entusiasmo, con tanto amore, con tanto impegno e con tanto senso del dovere fanno per mettere in sicurezza, per lasciarci in sicurezza e vivere sereni.